Ciao a tutti! Aprile è qui e anche un nuovo vlog. Aprile è stato tranquillo come marzo perché siamo rimasti nella zona rossa per tutto il mese, ma ho provato a divertirmi comprando un ukulele. Ho una chitarra malta che ovviamente è troppo grande per essere portata, quindi un ukulele è davvero conveniente. E anche blu, il mio colore preferito. E adesso proviamolo. Done being distracted, the one I need is right in my arm. Your kisses stay the sweetest midnight, and I'll be right here till the end of time. I get my pictures out in Georgia, I get my fix from California, I took my chick up to the north, yeah, I get my light right from the source, yeah. And I say, oh, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. And I'll be right here with you till the end of time. Yeah, yeah. Qui è dove Libera la Parola tieni le sue lezioni gratuite di italiano ogni martedì e giovedì. Ho incontrato molte persone simpatiche quando frequentavo le loro lezioni da ottobre a dicembre. Ho dovuto smettere perché la classe si stava ingrandendo e per precauzione a Covid. Sono con Annette e Clem, entrambi stanno facendo il Corpo Europeo di Solidarietà con Lady Sherwood. Qui sto preparando uno striscione insieme ad altri perché ho ricevuto un invito da Open Borders a partecipare a una protesta sull'immigrazione. Avevano bisogno di aiuto per creare e pubblicare banner e io sono d'accordo. Aprile ha avuto un tempo davvero fantastico, puoi fare passeggiate in maglietta a causa di quanto fa caldo. Ho anche fatto dei picnic al Parco Europa, dato che è ampio ed erboso. Ci sono anche alberi per l'ombra. La settimana successiva la mia compagna di stanza mi ha invitato a unirmi a lei e ai suoi compagni di classe universitari per un drink ai Giardini dell'Arena. Eravamo solo noi mentre andavamo ai giardini. Come puoi vedere, il centro è sempre pieno di gente. Guarda il mercato. Abito vicino alla piazza, quindi guardo sempre cosa vendono le bancarelle e ci sono vestiti, accessori, cappelli, borse e altro. Quando siamo arrivati al giardino era così pieno di gruppi con più di 10 persone in giro. Persino la fila per prendere qualcosa da bere o da mangiare impiegava un'eternità. È una storia divertente mentre eravamo in linea a parlare di quanto tutto fosse nostalgico e normale in giardino. Una ragazza è venuta da noi dicendo che ci aveva sentito parlare inglese. Era davvero gentile. Ci siamo presentati e abbiamo fatto una piccola chiacchierata. E quando se n'è andata, un'altra ragazza è venuta e ci ha detto la stessa cosa, che ci aveva sentito parlare inglese. Strano quanto sia facile incontrare un nuovo persone qui. Ad ogni modo, più tardi quella settimana ho notato che i miei capelli si allungavano e non sono particolarmente un fan dei capelli lunghi. Fin da bambino ho sempre avuto i capelli lunghi fino alle spalle. Così ho deciso di prenotare un appuntamento per un taglio di capelli. E questo è il risultato. Come al solito vado ancora a fare passeggiate. In questi giorni preferisco camminare di notte perché c'è meno gente ed è più tranquillo. Di solito verso le 9, tra l'altro è il Parco Tricigni. È troppo buio dentro, quindi sono rimasto vicino alla strada. Ricordi quella prima ragazza che si è avvicinata a noi ai Giardini dell'Arena? Eccola con noi.
Ci siamo incontrati per un drink al Prato della Valle con Irini e un altro amico. Stiamo programmando di andare presto ad Alcella Bella. Ed eccomi qui con i miei coinquilini. È la nostra prima foto insieme. Ci siamo incontrati con alcuni dei loro amici universitari e abbiamo chiacchierato fino alle 10 perché i bar ora possono rimanere aperti fino alle 10. Comunque, nessun video di viaggio per aprile, quindi concludo con un selfie allo specchio che ho scattato dall'ascensore del centro culturale dopo aver visitato l'ufficio. Ci vediamo il prossimo mese, ciao!